Il primo motivo è sostanzialmente legato al fatto che segnalano la posizione degli aerei. L'immagine che ho messo qui è emblematica da questo punto di vista. Questo aereo, voi vedete, è un B, vi ricordo che aereo sia, è un B2, grazie, è un aereo stealth, sono quegli aerei invisibili al radar, mi dicevo che ha una sezione brutto, lo vede come fosse un aviano sostanzialmente. È un aereo invisibile radar che però se produce una scia di conversazione come questa può essere individuato facilmente. Quindi i militari per molto tempo, dagli albori, quando sono state scoperte nel 1911-1920, si è avuto prima consapevolezza di questo tipo di fenomeni che avvengono in natura dietro gli aerei, fino all'inizio sono stati studiati per capire quando e perché in alcuni casi queste nubi si formano, perché in alcuni casi queste nubi sono persistenti e perché in altri casi non si vedono proprio, finché non voglio diventare noioso, un certo Appelman ha proprio creato un diagramma che viene anche oggi utilizzato per fare le previsioni di formazione e non formazione di queste scie di condensazione, previsioni che vengono fatte nel momento in cui ad esempio gli aerei militari devono fare le loro attività. Le scie di condensazione più recentemente sono state anche molto studiate, tante delle cose che vi racconterò nascono anche da questi studi, vengono anche insegnate, si insegnano i meccanismi che portano alla formazione di queste scie all'università, cercano di essere anche modellate queste scie di condensazione nei modelli meteorologici e nei modelli climatici, perché queste nubi che si formano dietro gli aerei possono avere degli effetti che sono quantificabili sul clima, contribuiscono leggermente a quello che è il riscaldamento della bassa atmosfera. Quindi sono studiate proprio perché il traffico aereo tende ad aumentare, quindi si cerca di capire quanto piccolo grande possa essere il loro effetto sul clima del nostro pianeta. Perché qui da noi le scie se non servono degli aerei tante, ma vi lascio immaginare che possa essere su determinati aeroporti degli Stati Uniti o del Nord America o in altre aree del pianeta che sono rimasti da espansione e crescita, lì effettivamente gli effetti possono essere ancora più grandi. Allora, come dicevo prima, le scie di condensazione degli aerei hanno dei comportamenti peculiari. In alcuni casi lo stesso aereo può produrre delle scie che durano poco tempo, addirittura alcuni aerei neanche le formano delle scie di condensazione in determinate situazioni meteorologiche. In alcuni casi le scie sono persistenti, restano visibili a lungo, in alcuni casi addirittura, infatti 3 casi archetipici, in alcuni casi queste scie addirittura diventano non solo persistenti, ma addirittura si espandono fino a coprire porzioni rilevanti del cielo. Qui arriviamo forse l'unica cosa un po' più complicata, forse per la chiacchierata che sto facendo adesso, è che i meccanismi che portano alla formazione di questo tipo di nubi e che spiegano questi 3 tipi completamente diversi di comportamento sono legati in qualche modo al gioco fra la temperatura, la quantità di vapore acqueo presente in atmosfera, quindi la temperatura dell'atmosfera, la quantità di vapore acqueo presente nell'atmosfera, la temperatura dello scarico degli aerei e anche la quantità di vapore acqueo che gli aerei stessi emettono. La grandezza qui che fa il padrone che spiega il diverso comportamento, almeno nei primi 2 casi, di scia che si dissipa subito e di scia persistente, è quanto vicini o quanto lontani siamo alla condensazione. In porzioni di atmosfera dove noi siamo molto vicini alla condensazione, quindi umidità relativa, che però va calcolata a quei livelli non rispetto all'acqua liquida ma rispetto al ghiaccio, è una cosa un pochino tecnica ma che comunque si riesce a fare. Quindi in porzioni di atmosfera nelle quali siamo abbastanza vicini alla condensazione, porzioni di atmosfera che sono anche fredde, danno origine a queste nubi persistenti come nell'immagine centrale. Porzioni di atmosfera molto secche e quindi possono ricevere grandi quantità di vapore acqueo senza avvicinarsi alla condensazione, allora danno origine a nubi che non sono persistenti. Vapore acqueo che non necessariamente deve essere tantissimo, tanto per dare un ordine di grandezza, qui nelle distanze in cui noi adesso stiamo respirando ci saranno 6, 7, forse 10 grammi per metro cubo d'aria. Quando abbiamo delle nebbie abbiamo più o meno quantità analoghe di vapore acqueo, quindi anche piccole quantità di vapore acqueo nel momento in cui si ha la condensazione possono dare origine a dei fenomeni visibili e persistenti.
La cosa, diciamo, il passetto in più che si può fare è quello relativo a spiegare la terza immagine, quella delle scie che non solo sono persistenti ma addirittura si amplificano. Ecco, questo è un meccanismo che è noto da molto tempo nell'ambito della fisica dell'atmosfera, viene studiato, e diciamo si chiama fenomeno di moltiplicazione del ghiaccio, potete cercare anche su internet, riferimenti bibliografici, e questo tipo di meccanismo avviene solitamente quando io ho dei movimenti verticali della massa d'aria. Quando io, l'immagine, la terza immagine, in cui queste scie si stanno espandendo, ecco lì è in qualche modo evidente, o si può, vedendo questo tipo di immagini, capire che la porzione dell'atmosfera è molto, di solito abbastanza in alto in quota, 10, 8, 10, 12 km, dipende anche dalla temperatura, e in quella porzione dell'atmosfera si sta lentamente sollevando. Quindi sollevando, diciamo, diventa attivo e efficiente questo meccanismo di moltiplicazione del ghiaccio, io produco proprio queste velature molto grandi. Solitamente questo tipo di condizioni meteorologiche favorevoli alla persistenza delle scie di condensazione degli aerei si osservano in quelli che vengono chiamati fronti caldi. Questa è un'immagine da satellite. Ecco, qui questa è una perturbazione, qui è la parte calda della perturbazione, qui invece la parte fredda. Qui vediamo un'altra propagine di quello che potrebbe essere una sorta di fronte caldo. Quindi davanti ai fronti caldi o immediatamente prima del fronte caldo è più facile avere delle scie di condensazione non solo persistenti, ma addirittura che si allargano e si amplificano. Come mai questo fatto? Ecco, questa è una rappresentazione schematica, l'immagine di prima, questa è la parte calda,